Però quello che ci interessa presentarvi è una che per il calcio è un fatto che per il calcio è certamente una novità, ed è il discorso dei play-off e dei play-out. Ce l'hanno in cartella loro? È un principio, parliamo del principio prima, che mette in condizione tutti i campionati regionali di essere partecipati senza che si possano a fine stagione vendere delle gare. Uso un termine pesante per capirci. Cioè è un progetto dove nessuna squadra alla quart'ultima, alla quint'ultima in campionato si può sentire tranquilla da mollare la tensione e quindi giocare con i juniores. Perché? Perché questo progetto prevede la possibilità che sino all'alta posizione della classifica si possa raggiungere. Così come questo progetto prevede la possibilità che nei primi posti nell'alta classifica possano avere la chance di essere promossi. E come? Per ogni categoria. Non c'era giornalisti? Nelle cartelle non c'era. No, c'era quello sì. No, glielo do io. Ce n'è uno. Non ce l'avete questo? No. Qui ci sono altre cartelle. Grazie. Ne abbiamo? Sono i calendari. Basta. Cioè, tu fai. Lo recuperiamo un attimo. Scritto. A te serve sì. Allora, facciamo un esempio. Grazie. Seguendo il vecchio sistema, la prima classificata fino al campionato sale di categoria. È un diritto, acquisisco, e quindi non corre alcun rischio di non godersi il risultato ottenuto sul campo. Le ultime, a seconda delle categorie, possono essere le ultime due, le ultime tre, retrocedono direttamente, perché chi è arrivato ultimo o penultimo comunque deve retrocedere. È la legge dello sport. Però, specialmente in quelle categorie dove ci sono più gironi, cosa può accadere? Che una squadra del girone nord sia più forte di quella del girone sud, pur essendo arrivati nella stessa posizione di classifica. E troppe volte si è sentito dire quelli del nord giocano meglio, quelli del sud giocano meglio, quelli dell'Ogliastra fanno più. Insomma, c'è questa sorta di campanilismo dove negli sport che sono suddivisi in più gironi si dice quel girone è migliore dell'altro. Allora, questo meccanismo che noi abbiamo realizzato prevede che le seconde e le terze, ad esempio, di alcuni gironi si incrocino fra di loro, un girone geograficamente più vicino, per determinare una vincente o comunque due squadre che si qualificano, che a loro volta giocheranno con la quart'ultima o quint'ultima della categoria superiore in un triangolare che consenta alla vincente di quel triangolare di giocare nella categoria superiore e alle perdenti di quel triangolare di giocare nella categoria inferiore. Di fatto stiamo creando la possibilità di una nuova promozione, facendo confrontare due squadre della categoria inferiore con una squadra della categoria superiore. E conviene a tutti, e vi dico perché. Perché in passato, ad esempio, si facevano i play-out, coinvolgevano le ultime 5 squadre, ad esempio, dell'eccellenza, o la quint'ultima contro la penultima, quart'ultima contro terz'ultima, e quindi tutte quelle squadre erano a rischio di retrocessione. Invece in questo caso soltanto una squadra della categoria superiore, oltre a quelle che retrocessono direttamente, è a rischio di retrocessione. Nel frattempo quelle della categoria inferiore hanno la possibilità, la seconda e la terza di ognuno dei gironi, nel caso della prima categoria sono addirittura 4 gironi, quindi ci sono ben 8 squadre che potenzialmente hanno la possibilità di, vincendo con chi perde il spareggio della categoria, di salire di categoria. E questo vuol dire che se la prima sale direttamente, seconda e terza sono impegnate in questo spareggio, vuol dire che almeno la quarta, la quinta e la sesta di quel girone, sino all'ultimo, se la giocano per arrivare nella terza posizione, che è l'ultima ultima. Così come, secondo la retrocessione vale lo stesso discorso, che la quart'ultima e la quint'ultima fanno uno spareggio per poi a loro volta la perdente giocare con le migliori della categoria inferiore, anche nella parte bassa della classifica, sino alla quint'ultima sei direttamente coinvolto, quindi vuol dire che la sest'ultima, la sett'ultima e quanti è, sino alle ultime giornate sono sotto pressione per non retrocedere.
Io non so se sono riuscito a spiegare il meccanismo di base. Poi è evidente che da categoria a categoria cambiano i numeri. Ad esempio, voi troverete 5 ipotesi, perché è naturale che rispetto al numero di squadre che retrocederanno dall'interregionale cambiano un po' le squadre che retrocederanno dall'eccellenza, che retrocederanno dalla promozione e così a cascata. Però siamo riusciti a trovare un meccanismo per cui qualunque cosa accada si riesce a mantenere questo principio dei playoff del playoff. Con una sola differenza, che se dall'interregionale retrocedono più di una squadra, il girone dell'eccellenza dell'anno prossimo sarà a 18 squadre. Se invece ne retrocedono meno, cioè ne retrocede al massimo una squadra dall'interregionale, il girone dell'eccellenza dell'anno prossimo sarà a 16 squadre. Perché in una riunione fatta ad Oristano con le società di promozione e di eccellenza siamo riusciti con grande senso di responsabilità da parte delle società a concordare che immediatamente dobbiamo fare di tutto perché quel girone ritorni a 16 squadre, perché un girone di 18 squadre in una regione come la Sardegna, dove l'estate dura sino a settembre inoltrato, è impensabile che tutti gli anni si inizi a giocare come quest'anno il 30 di agosto. Non so se vi ricordate l'AFA che c'era il 26 di agosto, io l'ho terrorizzato, c'era un caldo pazzesco. E ho detto, se domenica fa questo caldo qualche ragazzo ci muore in campo. Poi fortunatamente un maestralino provvidenziale è salito su il sabato pomeriggio del 29 e secondo me ci ha salvato anche qualche rischio di incidente. Io non vorrei andare oltre, perché poi dopo nei dettagli ci sono qua sviluppate tutte le ipotesi. Quello che posso dire è che in qualche modo questo meccanismo consente che gli eventuali ripescaggi non siano più un fatto discrezionale del comitato regionale, ma che siano frutto delle classifiche che si formano quando si fanno quei triangolari o quei quadrangolari, e in base a quelle classifiche, se si liberano dei posti, da lì si pescherà, quindi sarà stato il campo a decidere di stare di categoria e non il direttivo del comitato che deve valutare l'anzianità, tutta una serie di requisiti che è sempre comunque complicato valutare con la migliore scelta possibile. Posso... Certo, adesso ti volevo chiedere se non ci sono interventi integrativi da parte dei colleghi, la strada. No, anche per... una precisazione. C'è un caso che ci auguriamo naturalmente non si verifichi, perché nell'eventualità che dal campionato di Serie B dovessero retrocedere in eccellenza 4 squadre sarde, allora ho visto che è stata prevista una quinta retrocessione dall'eccellenza alla promozione, ma è un caso che ci auguriamo che non si verifichi, poi non si è mai verificato, dovrebbe proprio verificarsi adesso. E se posso aggiungere un'altra cosa, devo dire che devo fare i complimenti ad Andrea e a coloro che hanno collaborato in questa stesura, perché potrà essere un po' difficile la comprensione inizialmente, però sono state previste tutte le ipotesi possibili e in ogni caso, qualunque situazione si dovesse verificare sul numero delle società sarde che retrocedono dalla Serie B all'eccellenza, tutto quanto è stato previsto. Servirà ancora un regolamento per i casi però di parità, in linea di massima il tutto. Un'altra cosa volevo suggerire ad Andrea, di comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti questo meccanismo, in maniera che è previsto che il meccanismo debba essere approvato dalla Presidenza dal Consiglio di Presidenza prima che entri